Secondo noi il motto della storia è "Uniti nella diversità", perché la diversità ci rende unici. Il protagonista della storia è Oggy. Ha 12 anni ed è nato con una deformazione facciale e si ammalava spesso e per questo non era mai andato a scuola. Un giorno i genitori di Oggy decisero di mandarlo a scuola. Avrebbe dovuto frequentare la prima media. Appena arrivato a scuola si sentiva un pesce fuor d'acqua perché tutti lo guardavano e ridevano e dicevano anche che portasse la peste. Grazie a Jack e Summer si sentì più unito nel gruppo. Seguisse dei giorni, Jack e Oggy litigarono e per molto tempo non si parlarono. Però la gita scolastica gli cambiò la sua vita. Scoprì di chi fidarsi e di chi no e alla fine dell'anno scolastico ebbe una grande sorpresa.